Graziano Mesina finisce in galera per la prima volta nel 1960, all'età di 18 anni. Ci sono alcuni amici che stanno partendo per la leva e gli altri, quelli che restano, li festeggiano. Li festeggiano un po' rumorosamente, ma siamo in quegli anni, siamo ad Orgosolo e come dirà lo stesso Graziano Mesina, ad Orgosolo la sera c'è sempre qualche sparo. Mesina spara ad un lampione, ma lì vicino c'è una caserma dei carabinieri che arrivano, lo prendono, lo trovano con un'automatica 7,65 e lo portano dentro. Quella notte stessa Graziano Mesina fa pezzi la brandina, ne piega una gamba fino a farne una specie di piede di porco, scardina la porta della camera di sicurezza e se ne va. È la sua prima vera evasione, la prima delle 9 riuscite sulle 20 che tenterà nella sua carriera di bandito. Graziano Mesina sicuramente è l'ultimo bandito romantico. In assoluto è quello che ha pagato più di tutti, 41 anni di galera. Credo che in Europa non ci sia nessuno che abbia pagato talmente tanto. Era un uomo che aveva dei principi e un suo codice, il cosiddetto codice, cioè barbaricino, non sequestrava donne, non sequestrava bambini e quando è successo li ha liberati immediatamente. Graziano Mesina diventa un vero bandito qualche mese dopo l'evasione e lo diventa grazie ad una faida, una serie di vendette che per uno sgarbo, un'offesa personale mettono una famiglia contro un'altra e che lì, in Sardegna, in Barbagia, a Orgosolo, accadono spesso e si trascinano per generazioni, lasciandosi dietro una lunga scia di sangue e di morti ammazzati. Suo padre è stato assassinato, perché è stato ucciso? Io non lo so, non me lo chiedo anch'io ancora oggi. Non ho mai saputo per quale motivo è stato assassinato. Era un uomo tranquillo, come ce ne sono molti qua in paese. È successo come per noi e per la mia famiglia, come che gli sia sceso un fulmine, no? È il codice barbaricino, una serie di norme tradizionali, non scritte, tramandate di generazione in generazione e rimaste immutabili nei secoli, che regolano in ogni punto e in ogni suo aspetto la cultura della vendetta. L'offesa deve essere vendicata. Non è un uomo d'onore chi si sottrae al dovere della vendetta. In queste vicende un grosso ruolo hanno le donne. Le donne stimolano la vendetta. Io ho un documento estremamente interessante, una conversazione tra una donna e il fratello, cui la donna segnala come in un certo paese della Sardegna sia stato consumato un triplice omicidio dei loro nipoti. E dice al fratello, ma noi non abbiamo ancora reagito, non abbiamo ancora fatto niente, che figura facciamo di fronte alla collettività? E allora incomincia ad elencare i personaggi che a suo avviso debbono essere sacrificati con altrettanti omicidi per reagire in termini di vendetta ai fatti commessi in danno della sua famiglia. Il ruolo della donna secondo me è molto importante anche perché i valori vengono trasmessi dalla donna nella società barbaricina. Tra le offese che possono e devono essere vendicate, per esempio, c'è il furto di bestiame, se a compierlo è stato un nemico, un compagno d'ovile o un confinante. Se è stata rubata la capra che dava il latte a tutta la famiglia. Se è stata sgarrettata, azzoppata, la vacca che era stata promessa in dono alla sposa. Sono offese le diffamazioni, le calunnie, la rottura dei patti e le delazioni a scopo di lucro. Sono tanti gli articoli del codice barbaricino e c'è uno studioso, Antonio Pigliaru, che li ha raccolti e li ha analizzati. Sono 23. Il codice barbaricino è un codice che si tramanda ormai da secoli. È chiaro che oggi non è rispettato minimamente, nel senso che non si sequestrava la donna, non si sequestrava il bambino. Oggi invece è cambiato totalmente. È un codice che chiaramente va contro la legge italiana. Nell'estate del 1960, ad Orgosolo, succede qualcosa che riguarda la famiglia di Graziano Mesina. Nel luglio c'era stato il sequestro di un ricco agricoltore, Pietrino Crasta, prelevato da 4 uomini incappucciati. È un brutto sequestro, perché Pietrino Crasta era un uomo molto noto in paese, perché aveva dato molto lavoro a tutti. Inoltre, in paese era stata decisa una tregua nei sequestri da almeno 7 anni, decisa dagli anziani del paese durante un banchetto pubblico. In più, è un brutto sequestro, anche perché finisce male. Il 12 luglio 1960 il corpo di Pietrino Crasta viene trovato sotto il muretto secco di un podere, sepolto da sassi e frasche. Lo hanno ammazzato a sassate. Il podere è quello dei Mesina e vengono arrestati Pietro, Giovanni e Nicola, fratelli di Graziano, che in quei giorni è di nuovo in carcere per il fatto del lampione.
Viene ricercato anche un altro dei fratelli Mesina, Antonio, che si è dato la macchia e ha iniziato un'indagine personale per capire che cosa è successo. Viene aiutato anche da Graziano, che nel frattempo è uscito dal carcere. Che cosa è successo? Secondo Antonio e Graziano è successo che i loro confinanti, le famiglie Mereu e Muscau, hanno scaricato il corpo del povero Crasta nel loro podere. Perché sono stati loro a sequestrarlo e ucciderlo e a lasciarlo in Mesina per scaricargli addosso la colpa. Il magistrato crede a questa versione e fa scarcerare i fratelli Mesina. Ma ce n'è abbastanza anche per il codice barbaricino, che al punto numero 21 dice espressamente che le offese possono essere lavate con il sangue. La vigilia di Natale del 1961 a Orgosolo fa un freddo cane e la gente è tutta nelle case o nei bar per ripararsi dal vento gelido del Supramonte che spazza le strade. Nel bar di Canavedda c'è un sacco di gente e c'è un uomo, un servo pastore che si chiama Luigi Mereu e che da tempo si sta dando da fare per demolire le accuse dei Mesina. Fantasie le chiama, sciocchezze, e ci ride anche sopra. Quella sera del 24 dicembre Luigi Mereu è nel bar che sta bevendo con gli amici quando sente chiamare per nome. Sulla porta c'è un ragazzo che indossa un vecchio cappotto militare e ha un pezzo di stoffa che gli maschera parte del viso. In mano il ragazzo ha una pistola, spara e Luigi Mereu cade a terra tra i tavoli, gravemente ferito. 3 giorni dopo i carabinieri arrestano Graziano Mesina. Addosso gli trovano la pistola 7,65 che ha ferito Luigi Mereu. Finisce in carcere e viene condannato a 16 anni per tentato omicidio. Da quel momento Graziano Mesina diventa un bandito. E che cosa ricordo della gioventù di Graziano? Era un orfano. Il padre quando è morto aveva 12 anni, mi sembra. Graziano era piccolo. Il 1 novembre 1962 succede un'altra cosa che riguarda la famiglia Mesina. Giovanni, uno dei fratelli di Graziano, viene ritrovato su un prato ai margini del Supramonte. Lo hanno ammazzato a colpi di pistola, ma prima lo hanno torturato, lo hanno sfregiato tagliandogli la bocca da un orecchio all'altro e gli hanno affettato la lingua, come si faceva in Barbagia per le persone che avevano parlato troppo. Per i Mesina sono stati i Mereu, per quell'inchiesta privata che li aveva incastrati per l'omicidio Crasta. Graziano dovrebbe essere in carcere, a Nuoro, a scontare i 16 anni per il tentato omicidio di Luigi Mereu. E invece no, non c'è. Dov'è? Qualche giorno prima era stato ricoverato all'ospedale di Nuoro perché continuava a sanguinargli il naso. 3° piano, in corsia. Graziano aspetta che tutti vadano a dormire. Poi sale sul davanzale e scivola lungo la grondaia per 13 metri e si nasconde dentro un tubo che un'impresa di costruzioni ha lasciato lì per rifare le fognature all'ospedale. Ci resta 2 giorni e 2 notti. Poi va a nascondersi nel Supramonte, latitante. Ma non ci resta molto. La scena è ancora quella del caffè di Canavedda. Andrea Muscau, uno di quelli della famiglia nemica dei Mesina, di solito va al caffè al tramonto e resta lì a giocare con gli amici a carte fino all'alba. Succede così anche quel 15 novembre 1962. Muscau è al solito tavolo e sta giocando a carte, quando arriva Graziano Mesina, col mitra imbracciato. Grida: guardate come finisce un Muscau, fratello per fratello, e spara. Andrea Muscau cade a terra, ma Graziano non si è accorto che un altro dei suoi nemici, Giovanni Mereu, gli è scivolato alle spalle e lo colpisce con una bottigliata. Arrivano i carabinieri. Graziano finisce di nuovo dentro e questa volta si prende 25 anni per omicidio. La carriera criminale di Graziano Mesina, valente di Orgosolo, bandito per vendetta, sembrerebbe finita qui. E invece no. È proprio adesso che comincia il suo mito. Graziano era un bandito che mi piaceva molto per il suo coraggio specialmente, perché per fuggire di prigione ci vuole molto coraggio. E poi era un bandito
moderno, mi piaceva, ecco. Però è stato anche un bene per la popolazione orgolese che Graziano sia stato catturato così e che la sua leggenda sia finita, perché ci libera da quell'incubo. Dal carcere di Nuoro lo trasferiscono a quello più sicuro di Sassari. In treno, durante il trasferimento, approfittando di una salita che farà letale il convoglio, apre una porta e salta giù. Lo riprendono e lo rimettono dentro. Lo spostano in continuazione. Sassari, Porto Azzurro, Volterra, Spoleto. Da Spoleto non è mai scappato nessuno. Graziano ci prova. Tramortisce una guardia e scappa. Poi però ha il dubbio di averla colpita troppo forte, sarebbe un guaio, e allora torna indietro. Lo rispediscono di nuovo a Sassari. Lì Graziano incontra un altro bandito. È uno spagnolo. Si chiama Miguel Asensio Prado, detto Atienza, ed è un disertore della legione straniera, finito dentro in Sardegna per un furto d'auto. L'11 settembre 1966 è una domenica, è appena finita la messa e tutti i detenuti del carcere San Sebastiano di Sassari sono fuori in cortile per l'ora d'aria. A fargli da guardia c'è soltanto un agente. Graziano dice alla gente che è stato chiamato dentro, la gente ci crede, si allontana e allora Graziano e Miguel Atienza prendono la rincorsa e scalano il muretto di cinta e saltano dall'altra parte, 7 metri più sotto. Poi vanno in piazza a prendere un taxi per farsi portare fuori città. Passano davanti al carcere di San Sebastiano, dove c'è una gran confusione, auto che vanno e vengono a sirene spiegate e ci sono ancora degli agenti che sparano. Con Miguel Atienza, Graziano Mesina si rifugia in Barbasa, nel Supramonte, e mette assieme una banda che si occupa, tra l'altro, anche di sequestri di persona. Graziano Mesina è bravo ad alimentare il proprio mito, con interviste alla stampa e gesti eclatanti, da bandito romantico, che sfida la legge rispettando le regole della tradizione. Come quando, da latitante, dà appuntamento al suo avvocato al secondo piano della Rinascente di Cagliari, e l'avvocato lo trova a scherzare con le commesse. Oppure quando rapisce il signor Pedretto, che è assieme al figlio, e Graziano rilascia subito il bambino, regalandogli anche 1000 lire. Ma anche se lo chiamano il Robin Hood della Barbagia, Graziano Mesina è sempre un bandito. E quando lui e i suoi incontrano i baschi blu del Corpo per la repressione del banditismo e si mettono a sparare, i morti sono morti. Il pomeriggio del 17 giugno 1967, un gruppo di carabinieri è appostato nel Supramonte vicino ad Osposita e tiene d'occhio una sorgente d'acqua alla quale vanno i latitanti per rifornirsi d'acqua. E infatti ecco che arrivano 4 uomini armati, che appena si accorgono dei carabinieri cominciano a sparare. I banditi riescono a sganciarsi, ma lasciano tracce di sangue, segno che qualcuno è rimasto ferito. Intanto cala il buio. Arrivano altri baschi blu che riagganciano la banda e c'è un altro conflitto a fuoco, nel quale restano uccisi 2 baschi blu di 20 anni, Pietro Ciavola e Antonio Grassia. Coprendosi la fuga a raffiche di mitra e bombe a mano, i banditi riescono a scappare. Ce n'è uno che si porta sulle spalle il corpo di un compagno. È Graziano Mesina, che sta trascinando via Miguel Atienza, ferito mortalmente nel primo conflitto a fuoco. Le forze dell'ordine in Sardegna hanno arrestato un individuo che ha dichiarato di chiamarsi Graziano Mesina. Se la notizia fosse vera, si tratterebbe di una brillante operazione di polizia e di un duro colpo al banditismo sardo. Lo ha preso un blocco volante della polizia stradale, sulla strada che da Orgosolo va a Fonni, e lui si è presentato come il signor Carta, ma il vicebrigadiere Fusto non gli ha creduto, perché lo ha riconosciuto, sa benissimo che è lui. È Mesina Graziano, il bandito. Tu sai benissimo, e cioè lo hai scoperto con la tua esperienza sulla tua pelle, che non avevi altre alternative, o la Costituzione, o la cattura, o morire in conflitto. Sì.
Sei convinto di questo? Sì, di questo sono convinto. Cioè terminare molto Questo presto. lo sapevo da prima. Lo sapevi da prima? Sì. Ora tu hai fatto la tua esperienza, sei qui e mi pare che vai incontro ad una punizione, a un Sì, carcere. E sono rassegnato a questa punizione. Ecco, se tu ti dovessi rivolgere a quelli che oggi sequestrano Petretto, Campus, Moralis, a quelli di 26, 35 anni, ai giovani tuoi coetanei che oggi battono la macchia, tu che parole diresti? Beh, di fare un mestiere indifferente, di non prendere, di non rischiare a fare queste cose. Ma non è vero. Neanche Mesina crede a quello che dice. La Corte lo assolve per l'omicidio dei 2 baschi blu, perché la dinamica del conflitto a fuoco non è per niente chiara. Però lo condanna all'ergastolo per il cumulo delle pene. Continuano a spostarlo di carcere in carcere e lui continua a cercare di evadere. Ci riesce nel 1976, dal carcere di Lecce. Fatto nuovo nelle ricerche dell'ergastolano Messina e dei suoi compagni d'evasione. Oggi pomeriggio è stata ritrovata la Fiat 128 verde che è servita ai detenuti per la fuga dal penitenziario. Lo riprendono in un appartamento vicino a Trento, dove tiene anche 3 mitra, 8 pistole, 10 bombe a mano, un fucile automatico, 2000 cartucce e cariche di esplosivo al plastico. Lo mandano a Porto Azzurro, dove fa il detenuto modello fino al 1985, quando esce per un permesso e non ritorna più. Lo trovano a Vigevano, con una ragazza che aveva cominciato a scrivergli in carcere e che poi aveva conosciuto ad un processo, e lo rimettono dentro. Graziano Mesina ha 43 anni, ne ha passato più della metà in carcere e dovrà restarci per tutto il resto della vita, salvo licenze e semilibertà. Nel frattempo però succede qualcosa. Nel frattempo è stato rapito il piccolo Farouk Kassam. Ancora nessun indizio utile per gli inquirenti nella difficile ricerca del piccolo Farouk Kassam, il bambino di 7 anni rapito ieri sera nella villa di Portocervo dove cenava con la sorellina di 5 anni il padre e la madre. Fatek Kassam è un francese di origine egiziana, proprietario di un albergo, che vive in una villa a Pantogia, nei pressi di Porto Rotondo, assieme alla moglie e al figlio Farouk, che ha 7 anni. È il 15 gennaio 1992 ed è sera tardi quando 4 uomini armati e mascherati fanno irruzione nella villa. Incontrano Fatek, che dice di essere soltanto un amico di famiglia. Allora salgono di sopra, dove c'è il piccolo Farouk che dorme, lo strappano dal letto così com'è, in pigiama, e se lo portano via. Lo portano nel Supramonte e lo spostano in continuazione, sempre dentro grotte scavate nella roccia, rinforzate con muretti a secco e coperte di terra. 2 sequestratori, 2 latitanti, forse 3. Uno più basso e gentile, Beppe, e l'altro più alto e cattivo, Antonio. Ce lo tengono per 177 giorni fino a luglio, senza mai cambiarlo e senza mai lavarlo. E ad un certo punto, per convincere i genitori a pagare il riscatto che hanno stabilito, gli tagliano un pezzo di orecchio. È una vicenda che colpisce tutta l'Italia, quella del sequestro del piccolo Farouk. Sua madre va in Barbagia, ad Orgosolo, e durante la messa di Pasqua rivolge un appello a tutte le mamme della Barbagia, da mamma a mamma, perché suo figlio venga liberato. Buonasera, Farouk Kassam è a Parigi, libero con i suoi genitori e i suoi parenti, accompagnato dall'emozione e dalla gioia di tutti gli italiani e lontano, fortunatamente, dalle polemiche che le modalità della sua liberazione hanno suscitato e continuano a suscitare. Alle 22:15 del 10 luglio 1992 la polizia trova il piccolo Farouk vicino ad un muretto a secco a Iriai, una località tra Orgosolo ed Orgali. A parte quella cicatrice bianca che gli segna un orecchio, il piccolo Farouk sta bene. Si aggira tra i poliziotti che lo stanno riportando al padre e a tutti chiede: lo sai che mi hanno rubato? È un bambino il piccolo Farouk, ha 7 anni. Ma con tutto questo, con il sequestro del piccolo Farouk, Graziano Mesina cosa c'entra? Mesina nel sequestro di Kassam è stato determinante, nel senso che ha agito unicamente per l'interesse del sequestrato. Posso confermare che si è impegnato totalmente per la liberazione del bambino, ha portato avanti le trattative lui. Graziano Mesina è in carcere, ad Asti, quando riceve da qualcuno la richiesta di interessarsi al sequestro del piccolo Farouk, fare da intermediario tra i sequestratori e la famiglia. Graziano Mesina accetta e ottiene di poter tornare in Sardegna, in licenza,
per partecipare al matrimonio di una nipote, c'è scritto sul permesso del giudice di sorveglianza. Ad Orgosolo, Graziano Mesina dice di aver incontrato un uomo incappucciato e di aver trattato il riscatto, che sarebbe stato pagato con 2 miliardi. Una parte l'avrebbe raccolta lui e l'altra ce l'avrebbe messa lo Stato. È il risultato in tutte le fasi del processo che il sequestro Cassam non è stato pagato. Io posso affermare con certezza che il sequestro è stato pagato per un totale di 5 miliardi e 300 milioni. Io so quello che è emerso dal dibattimento, e cioè il dibattimento non ha detto né che sia stato pagato il riscatto né che non sia stato pagato. Lei non ha informato magistrati così, ma ha informato noi, il TG1, perché l'ha fatto? Mi ha ispirato così, non so, per simpatia informare quelli del TG1. Ma quando li ho informati il bambino era già libero sul luogo, sul posto. Se lo senti dare particolari? No, non do nessun particolare. Ho anche già detto troppo con questo. La storia del bandito Graziano Mesina si chiude il 29 luglio 1993, quando polizia e carabinieri fanno irruzione ad Asti, in un appartamento in cui Mesina si trova in soggiorno obbligato, e gli trovano un fucile mitragliatore Kalashnikov e 2 pistole Smith & Wesson. Mesina protesta che quelle armi gliele ha messe la polizia, per incastrarlo perché ha parlato troppo sul sequestro di Farouk Kassam. Il tribunale non gli crede e lo rimanda in galera, al carcere di massima sicurezza di Voghera, da cui esce il 24 novembre del 2004. Questa volta non con una fuga, ma con una domanda di grazia, inoltrata al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che l'accetta. È passata da poco l'una quando Graziano Mesina esce dal carcere di Voghera. 2 borse caricate sull'auto del fratello, i primi abbracci con alcuni amici che lo hanno atteso, poi l'emozione che affiora dalle sue prime dichiarazioni di uomo libero. Ha dormito? Non può che sentirsi bene. No, è 3-4 minuti che non dormo, ma non per quello che dovevo uscire, perché è raffreddato.